lockdown ci ha insegnato che il Veneto è una regione in grado di far fronte ad emergenze gravi come quella che tutt'oggi è ancora in corso. Serve potenziare il servizio sanitario affinché ogni cittadino possa ricevere cure adeguate e soprattutto in tempi rapidi. Abbiamo rivolto a Giacomo Possamai la domanda proprio sull'efficienza della sanità veneta. La sanità in Veneto è storicamente un'eccellenza e noi per fortuna godiamo ancora di una struttura sociosanitaria forte, eredità del passato, però dopo il coronavirus tutti i problemi che c'erano prima ci sono ancora, se non più problematici ancora. Se chiamiamo un CUP, un centro di prenotazione di un ospedale, ricevere la risposta che oggi non ci possono dare la visita, che bisogna aspettare qualche giorno, oppure che la visita certo ce la possono dare, ma ce la danno fra 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi. Ecco, questo è l'esempio del fatto che in questi anni si sono fatti tanti passi indietro, per esempio sul tema delle liste d'attesa, cioè sul tema di quando diamo la risposta ai cittadini che hanno bisogno di curarsi. Per risolvere le falle che la macchina sanitaria ancora oggi ha, servono interventi mirati e soprattutto rapidi. Ma cosa serve per poter rimediare e recuperare il tempo perso in questi anni? I soldi per esempio che ci arrivano dall'Europa, penso a quelli del Recovery Fund, quelli insomma i famosi 209 miliardi, in parte contributi, in parte prestiti che arrivano dall'Unione Europea, in buona parte devono essere spesi sul sociosanitario, per cui su tutto ciò che ha a che fare con la salute e il benessere dei cittadini. Prima parlavo delle liste d'attesa, quindi del fatto di potenziare sicuramente l'attività ospedaliera, ma penso anche alla medicina di territorio, per cui ai medici di base. L'esempio più concreto in questo caso è quella delle medicine di gruppo. Zai ha spiegato per tanti anni che la medicina di gruppo era una soluzione importante perché consentiva di coprire più fasce orarie, più specialità e di dare un servizio migliore ai cittadini. Solo che le medicine di gruppo sono partiti, una parte dei medici si sono associati e a un certo punto si è detto no basta, ci fermiamo perché non ci sono più i soldi, per cui in Veneto ci sono medici associati con le medicine di gruppo e medici che sono rimasti da soli. Oltre al tema sanità, abbiamo chiesto a Giacomo Possamai il suo punto di vista sulle infrastrutture della nostra regione. Si parla di un Veneto sempre più vicino all'Europa, ma i collegamenti attuali saranno sufficienti? Sicuramente le infrastrutture sono fondamentali, tanto più per un territorio come il nostro, a fortissima vocazione di impresa. Oltre alle strade servono tanto anche le ferrovie, che sono l'aspetto più trascurato in questi anni. Penso alla SFMR, la metropolitana in superficie, a quel bellissimo progetto che pensava di portare in Veneto un treno ogni 15 minuti tra le principali stazioni, l'elettrificazione di tutte le linee. Pensate che la Vicenza Schio è ancora un treno a gasolio. In Veneto ci si può muovere praticamente soltanto con l'automobile, quando se avessimo dei treni rapidi, efficaci ed efficienti che ogni quarto d'ora collegano i nostri centri, tutto questo sarebbe molto semplice, spostarsi in treno. E invece in questi 10 anni l'unica opera pubblica che è stata cancellata, non rinviata, prorogata, ma cancellata, è stata appunto la metropolitana di superficie, che secondo noi invece resta un elemento fondamentale per costruire il Veneto del futuro. Ma la ferrovia, le rotaie valgono anche per le merci. Le merci dalla Germania e dall'Austria arrivano sempre più su ferrovia, su rotaia, soprattutto dalla parte del Brennero. Ecco, potenziare la ferrovia in Veneto è fondamentale prima di tutto per le imprese. E proprio la mancanza di collegamenti su rotaia influiscono e non poco ad aumentare le polveri sottili e di conseguenza l'inquinamento. Cosa si può fare per virare la rotta e inseguire il sogno di un Veneto più green? Per migliorare l'ambiente in una delle terre più inquinate d'Europa, del mondo, come il Veneto, ci sono altre cose importanti da fare. Un esempio su tutti è il tema del consumo di suolo. Il Veneto anche l'anno scorso è stata la regione maglia nera per consumo di suolo, 785 ettari che sono passati da verde a costruito, ed è evidente che in un momento in cui i fenomeni atmosferici sono sempre più estremi, lo vediamo continuamente in queste settimane, il tema di impermeabilizzazione del suolo, per cui di quanto cemento c'è per terra e di quanto invece territorio libero c'è che fa filtrare l'acqua, diventa decisivo sul tema delle alluvioni, dei problemi idraulici che stiamo avendo. Ma un altro aspetto terribile dal punto di vista ambientale in Veneto sono le polveri sottili, le famose PM2,5, PM10 che fanno malissimo ai nostri polmoni. Ecco, sulle polveri sottili il grande problema è dato dall'efficienza energetica degli edifici. Il 65% delle polveri sottili deriva dalla qualità energetica degli edifici, cioè in pratica dal fatto che sono poco in grado di tenere il riscaldamento e il raffreddamento. Da questo punto di vista c'è una grande opportunità tra l'ecobonus del governo, i fondi strutturali europei che arrivano dall'Europa. Se anche la regione decidesse di metterci un po' di soldi, un po' di investimenti e soprattutto di fare una grande operazione
di progetto sul territorio per rigenerare il nostro patrimonio edilizio. Tenete conto che il Veneto è una delle regioni d'Italia con il patrimonio edilizio più vecchio. Il 60% delle costruzioni in Veneto sono precedenti al 1970, per cui abbiamo una grandissima opportunità di rigenerare il patrimonio edilizio. Ne avrebbe un grande beneficio l'ambiente, ovviamente, diminuirebbe tutta, diciamo così, l'inquinamento della polveri sottili, ma anche le nostre tasche, perché il Veneto è la regione in Italia che paga la bolletta energetica più alta in assoluto. In sostanza, i veneti pagano energia, gas, tutto ciò che serve per riscaldare la casa molto di più delle altre regioni. Perché? Perché abbiamo edifici molto poco performanti dal punto di vista dell'efficienza energetica. Per il futuro bisogna dunque puntare sulle nuove generazioni in grado di promuovere le tecnologie che si stanno diffondendo oggi. Ma molti giovani veneti cercano fortuna altrove. Cosa serve per incentivarli a rimanere? Evitare che i giovani se ne vadano dal Veneto, perché se ne parla troppo poco, ma il Veneto è l'unica regione del nord in cui sono di più i giovani che se ne vanno di quelli che arrivano, di quelli che tornano. Per capirci, Emilia-Romagna e la Lombardia hanno circa lo stesso numero di giovani che se ne vanno, la Lombardia addirittura qualcuno di più, ma ne hanno molti di più che arrivano qui o che tornano qui, perché magari hanno fatto un'esperienza all'estero. Ecco, è un segnale terribile perché vuol dire che il nostro territorio non è più attrattivo, per cui serve sicuramente un lavoro profondo su tutto il mondo dell'impresa, perché abbiamo ovviamente il tema di dare occupazione ai nostri giovani, per cui allineare per esempio la formazione professionale, la formazione universitaria alle opportunità lavorative. Tantissimi aspetti che contribuiscono a rendere questo territorio bellissimo e un territorio in cui le persone vogliono esprimere e diciamo così passare la loro vita.